Vabbè, innanzitutto buongiorno e grazie mille per essere venuti alla conferenza stampa. Inizio subito con una piccola frecciatina al Presidente della Regione Veneto che dice che insomma le conferenze stampa sui 100 giorni sono un po' un'invenzione mediatica e che servono a ben poco. In realtà l'obiettivo di questa conferenza stampa per noi è quella di mantenere il contatto con la stampa e in generale con i cittadini, per cui ci proponiamo di ripetere conferenze di questo tipo, insomma, con una scadenza abbastanza regolarizzata, ecco. Certo, la conferenza stampa di oggi sarà rivolta non tanto a fare un rendiconto delle cose fatte, perché in effetti in 100 giorni forse non sono tanto le cose fatte da rendicontare, ma quanto il definire l'impronta che è stata data nell'attività amministrativa dall'inizio della nostra esperienza ad oggi. Quindi questo è il senso di questa conferenza. Io passerei direttamente la parola al Sindaco che ci esporrà la relazione preparata, che abbiamo preparato tutti quanti insieme, e poi di volta in volta darò la parola agli altri assessori. Ovviamente alla fine della conferenza, se ci sono delle domande, ognuno di noi è a disposizione per dare le risposte. Sì, buongiorno a tutti. Anch'io sono convinto, noi siamo convinti che la comunicazione è uno degli elementi fondanti di una pubblica amministrazione. Attraverso la comunicazione si apre un dialogo con la stampa, ma attraverso la stampa con i cittadini. Quindi al di là di 100 giorni, c'è chi fa 6 mesi, chi fa 3 mesi, basta andare nel sito internet, mi pare di capire che non c'è amministrazione comunale che non senta l'obbligo etico di rapportarsi ai cittadini sempre attraverso la stampa rispetto ai primi mesi di attività. Poi ogni amministrazione sceglie il periodo più appropriato per poter comunicare con la città. È chiaro che quando c'è un cambio di amministrazione i 100 giorni sono fondamentali, sono delle fondamentalità cioè importante, perché è probabile che in quei 100 giorni si metta le basi per un cambiamento rispetto a una situazione precedente. Quando c'è continuità è chiaro che va ripreso in maniera diversa la comunicazione rispetto